Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, tanta cronaca anche in questa edizione di mezzogiorno. C'è stato un altro incidente stradale, la strage dei Centauri a Vedelago. Ci collegheremo con Christian Arboit per avere i particolari di questo ennesimo incidente. È morto un 18enne, si è schiantato contro una moto, e poi andremo a Padova in diretta. C'è un giallo, è stata trovata morta in un'abitazione una donna di 68 anni, gli inquirenti sono sul posto, potrebbe trattarsi di un altro omicidio. E nel frattempo continuano i furti in tutta la regione. Vediamo l'ultimo in ordine di tempo a San Martino di Lupari. I ladri immortalati dalle telecamere di sorveglianza. 3 uomini vestiti di nero entrano nel giardino e pochi minuti dopo, accompagnati dal suono delle sirene dell'allarme, fuggono via. Il video è stato pubblicato sui social nella pagina San Martino di Lupari da un residente del comune dell'Alta Padovana, che avvisa i concittadini, in particolare chi vive in via dell'Usignolo e in via dei Fiori, di fare attenzione a questa banda di ladri. L'intrusione è avvenuta intorno alle 19:20. L'Alta Padovana in questo periodo è presa di mira dai malviventi che svaligiano abitazioni e attività commerciali. Per questo i carabinieri hanno predisposto servizi di controllo straordinari del territorio. Servizi Valentina Visentin. Ci sono intanto sempre a Padova nuovi controlli da parte della polizia. In stazione gli agenti hanno arrestato un gambiano di 26 anni che ha aggredito un passante per derubarlo. Stava aggredendo in zona stazione a Padova con calci e pugni un passante per rapinarlo. A fermare un gambiano 26enne, già noto alle forze dell'ordine, gli agenti della polizia, attirati dalle urla del malcapitato, che ha riferito che il malvivente lo aveva avvicinato per sottrargli il denaro e, non riuscendoci, lo aveva colpito al volto. La vittima, nonostante lo stato di shock e una ferita al volto, ha riconosciuto l'aggressore, che è stato fermato e portato nel carcere cittadino. Lo straniero è stato denunciato anche per la violazione di un DASPO urbano emesso precedentemente dal questore. L'intervento ha preceduto altri controlli della polizia in zona Portello, che hanno portato, con l'ausilio della squadra cinofili, a trovare nascosti quasi 2,5 etti di hashish. A fiutare la droga è stato il cane Kamikaze, che ha permesso agli agenti di recuperare 2 panetti sigillati con la scritta Fanta da circa 100 grammi l'uno ed un pezzo dello stesso stupefacente del peso di 30 grammi. I controlli sono stati poi estesi a 5 diversi locali al centro della Movida Padovana, dove sono state identificate 120 persone e verificate le condizioni di regolarità e sicurezza dei locali. Nella zona del Portello alcuni residenti hanno accolto i poliziotti ringraziandoli per il servizio svolto. Servizio di Francesco Rattai. Andremo anche a Mestre, perché un barista che ha tentato di sedare una rissa tra clienti è stato accoltellato, non è in pericolo di vita, una lieve ferita alla scapola, ma certo il livello del degrado a Mestre rimane altissimo. Le minacce arrivate alla legale di Filippo Turetta, l'avvocato Giovanni Caruso, 3 proiettili in una busta. La procura di Padova ha aperto un fascicolo d'inchiesta, si indaga per minacce. Nel frattempo per il legale è stato disposto un servizio di vigilanza. Sentiamo Chiara Gagliani. Era il 3 dicembre quando in tribunale a Venezia Giovanni Caruso aveva stretto la mano a Gino Cecchettin, il papà della giovane donna ucciso da Filippo Turetta, suo assistito. E proprio un abbassamento dei toni è tornato a chiedere il legale dopo che mercoledì pomeriggio nel suo studio di Padova è arrivata una busta contenente 3 proiettili calibro 9, una richiesta a cui ha risposto lo stesso Gino Cecchettin, che ha espresso solidarietà al legale e ribadito come simili atti rischino di offuscare la serietà del lavoro che stiamo portando avanti come fondazione. Dopo la denuncia presentata in questura da Giovanni Caruso, la procura di Padova ha aperto un fascicolo. Si indaga per minacce contro ignoti. La macchina delle indagini è già partita, si cercano possibili impronte digitali sulla busta dove l'indirizzo era stato stampato. Si analizzeranno anche i proiettili inseriti in un foro ritagliato sul cartoncino. Il Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico, riunito immediatamente già mercoledì pomeriggio, aveva disposto un servizio di vigilanza a tutela del legale nei luoghi abitualmente frequentati, lo studio, l'abitazione e l'università dove insegna.
E da Chiara Gaiani andiamo adesso in diretta con Cristian Roque Allende per la parte tecnica, perché è stata trovata morta una donna 68enne in un'abitazione, un giallo. A te Chiara. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Sì, ci troviamo in Via del Cristo, nel quartiere di Volta Barozzo a Padova. Come potete vedere alle mie spalle i rilievi dei carabinieri sono ancora in corso, anche se a quel che abbiamo capito quando siamo arrivati sono alle battute finali. Probabilmente tra poco vedremo uscire il corpo senza vita di questa donna, di cui non è ancora stata diffusa l'identità. 68 anni, come dicevi, l'allarme è scattato questa mattina, è stata trovata senza vita nella sua abitazione. Qui siamo appunto in Via del Cristo al Civico 25. I primi esami escluderebbero che si tratti di una morte violenta, ma certo tutte le indagini sono state condotte con molta attenzione. Come vedete ci sono i militari della scientifica dei carabinieri che hanno condotto i rilievi all'interno. A quel che abbiamo capito, insomma, dalle informazioni che sono trapelate, la donna era sola in casa, ma all'interno niente farebbe supporre che possa trattarsi di una morte violenta. Nel frattempo questo ha un po' sconvolto il tranquillo tram tram di un quartiere come quello di Volta Barozzo, un quartiere molto popoloso che si trova a ridosso del centro della città. Anche alcune persone che sono passate adesso ci hanno proprio chiesto che cosa stava accadendo, e purtroppo da vecchia cronista la mia memoria non può non andare al febbraio del 2006, quando davvero a pochissima distanza dal luogo in cui ci troviamo con il collega Cristian Roque Allende era una mattina simile a questa, quando è stato trovato il corpo senza vita di Elena Fioroni. All'inizio si pensava si trattasse di un suicidio, l'intuito dell'agente della volante aveva invece sentito all'interno della vasca dove era stata trovata morta questa donna un odore acre che poi si è rivelato essere un medicinale con cui il marito purtroppo l'aveva uccisa. Il marito Gianluca Capuzzo, che poi è finito in carcere, tra l'altro è morto proprio nel febbraio di quest'anno. Quindi noi continueremo a cercare di capire e seguire gli sviluppi di questa vicenda. Se ci sarà necessità vi richiederemo anche la linea. Ringrazio Cristian Roque Allende, la linea da Padova può tornare allo studio. Grazie molto a Chiara Gaiani e Cristian Roque Allende. Certo, una mobilitazione dei carabinieri davanti all'abitazione faceva e fa pensare comunque ad una pista legata ad una morte violenta, ma poi vedremo, sentiremo anche stasera nei nostri telegiornali altri particolari. Intanto vediamo una notizia dell'Arena, sempre sul versante della violenza, in questo caso violenza sessuale aggravata su 6 alunne minorenni. Arrestato un ex professore di ginnastica e un 65enne che è stato tradotto nel carcere di Montorio. Vi dicevo, il gestore di un locale di Mestre che ha tentato di sedare una rissa tra clienti è stato accoltellato. Andiamo subito in diretta da Anna Maria Parisi e da Sandro Ponchio per la parte tecnica. A te Anna Maria. Buongiorno direttore, il fatto è accaduto proprio qui ai piedi del bar Ai Folli, adesso chiuso, bar che si trova a Mestre, proprio all'angolo tra via Querini e via Dante. Qui siamo a 2 passi dalla stazione dei treni e vicino anche a piazza Ferretta, a metà strada per intenderci. Un fatto molto strano, il bar è aperto dalle 6 del pomeriggio fino alle 5 del mattino. Il racconto di quanto è accaduto questa notte alle 3 sembra che un tunisino sia sceso da una delle macchine in corsa, in quel momento sembra che ce ne fossero diverse nonostante l'orario, e armato di coltello si è diretto proprio qui nel plateatico e
ha iniziato ad accoltellare le persone presenti, un gruppo di 8-10 connazionali nordafricani. A quel punto il barista ha cercato di sedare questa rissa scatenata, sembra, da una precedente lite sempre avvenuta a Mestre, ma non qui in piazza Ferretto, ma la dinamica è ancora da chiarire. Secondo gli inquirenti, cioè i carabinieri incaricati delle indagini, e quindi anche il barista che cercava di sedare la rissa è rimasto accoltellato con un fendente, l'ha colpito l'aggressore tra la spalla e la schiena. Quindi in quel momento sono arrivati i carabinieri, hanno prestato soccorso al ferito, l'hanno portato in ospedale e lì hanno scoperto che c'era un altro connazionale che si era recato poco prima al pronto soccorso per le cure del caso. Sembra appunto, come dicevo poco fa, direttore, che si sia trattato di un regolamento di conti, lo stesso che a metà novembre scorso, l'11 novembre, ha visto sempre lo stesso scenario, con una lite tra tunisini finita con diverse persone accoltellate, ma non in pericolo di vita come in questo caso. Una zona difficile questa, ci hanno detto i residenti, con alcuni esercenti che ci hanno raccontato anche di come preferiscano chiudere l'attività molto presto, alle 5 del pomeriggio, proprio per la pericolosità della zona. Naturalmente vi forniremo tutti i dettagli nel corso dell'edizione della sera con le immagini di Sandro Ponchio. Ti restituisco la linea, direttore. Ai nostri colleghi da Mestre, scoppiano risse un po' dappertutto, in questo caso una lite tra avventori di un bar, e poi ci sono le risse anche tra ragazzini, tra opposte fazioni, baby gang e quant'altro, e sta facendo il giro del web un video in cui due adolescenti a San Donà di Piave si prendono a calci e a pugni davanti alla scuola. Eccolo il video che in poche ore si è diffuso nel web. Due ragazzini, studenti, si prendono a calci e pugni nei pressi del centro studi di via Perugia a San Donà di Piave, circondati da decine di coetanei che esultano per l'uno o per l'altro anche quando uno viene messo al tappeto. Più che una rissa sembra una sorta di sfida o un regolamento di conti, ripresa da un cittadino che l'ha postata poi su Instagram e che non è passata inosservata agli agenti della polizia locale, che si sono immediatamente messi sulle tracce dei due ragazzi. Grazie all'analisi approfondita delle immagini, due sono stati identificati in breve e sanzionati. Il comune ha fatto sapere che per tutelare la libera fruizione degli spazi pubblici antistanti gli istituti scolastici, garantire l'incolumità degli studenti e prevenire il ripetersi di questi episodi, ai due è stato applicato un DASPO urbano con ordine di allontanamento dagli stessi luoghi, a eccezione del tempo strettamente necessario per consentire la frequenza della scuola. Atti di violenza come questo non sono ammissibili nella nostra comunità, è stato il commento dell'assessore alla sicurezza Cereser, e la misura del DASPO urbano, ha concluso, sarà applicata ogni qualvolta dovessero ripetersi episodi di simile gravità. Adesso andiamo a Vedelago in diretta con Christian Arboit, perché c'è stato l'ennesimo incidente. Questa volta è morto un 18enne che si è schiantato contro un'auto. A te Christian. Sì, direttore, buongiorno anche da parte di Michele Zanette, che sta curando la parte tecnica e che adesso ti inquadra il tratto di Castellana questa mattina a teatro dell'ennesima tragedia sulle strade della Marca. Siamo all'altezza di via Cal Croci Nord, l'intersezione con via Vicenza, una delle arterie più trafficate della Marca trevigiana. Questa mattina alle 8 questo 18enne era a bordo della sua Ducati
Monster, era diretto verso Castelfranco, quindi da Vedelago verso Castelfranco, con ogni probabilità stava andando a scuola, quando all'altezza di questa intersezione ha impattato contro una Toyota guidata da una 41enne, sempre del posto, partita da poco da casa. L'impatto è stato potentissimo, inevitabile, e il ragazzo è stato sbalzato per decine e decine di metri, un volo che lo ha portato, per intenderci, ben oltre quel segnale stradale. È morto praticamente sul colpo. La donna invece in gravissime condizioni è stata portata all'ospedale Cafoncello di Treviso. Sul posto gli operatori del SUEM 118, i vigili del fuoco, la polizia locale, che poi è stata supportata anche dai carabinieri. Nel frattempo mi ha raggiunto, lo saluto e lo ringrazio, il vice sindaco di Vedelago, Giorgio Marin. Ma prima di sentire le parole del vice sindaco ti faccio sentire quelle di Thomas Cecchetto. Thomas Cecchetto è un ventenne che studia ingegneria ed è figlio dei titolari del locale che vedete alle mie spalle. Ebbene, Thomas questa mattina, poco dopo le 8, è intervenuto, ha tentato di portare il suo sostegno, ha tentato di soccorrere queste persone. Ti faccio sentire la testimonianza di Thomas. Thomas, tu questa mattina dove eri? Sì, ero dietro il banco del bar dei miei genitori quando ho visto passare una moto con la coda dell'occhio e dopo una frazione di secondo appunto ho sentito questo botto. Subito non sono andato a pensare al male, perché ovviamente non si pensa mai al male, e invece però quando siamo usciti abbiamo visto la macchina, la moto distrutta, e siamo subito accorsi lì, insomma. Tu in particolare che cosa hai fatto? Allora, io appena sono uscito ho visto un piccolo principio di incendio e infatti i signori che erano lì, i ragazzi che erano lì, mi hanno urlato estintore, allora sono subito accorso dentro a prendere l'estintore e l'ho portato subito a fianco alla moto lì. Dopo il fuoco si è spento subito, da solo, quindi non ce n'è più stato bisogno, però sì. Quindi tu hai avuto la prontezza di riflessi di andare lì con un estintore. Sì. Che cosa hai visto? Hai tentato anche di avvicinarti alla signora in particolare? Allora, la signora no. Quando ho portato l'estintore lì, ho visto, era sull'incrocio, ho visto il corpo del ragazzo per terra e la macchina distrutta. La signora l'ho vista... Non volevo neanche vedere in realtà, per quello l'ho vista un po' di sfuggita. Ho portato l'estintore, siccome c'era già parecchia gente non volevo essere di intralcio a nessuno, per cui mi sono subito... E quindi da lì è stata una mattinata di mobilitazione per tutti? Sì, dopo hanno chiuso la strada ovviamente e dopo qualche minuto sono arrivati i soccorsi. Hanno subito messo in sicurezza la signora, l'hanno portata via con l'elicottero. Siete un po' tutti scossi qui, questo giovane deceduto aveva solo 18 anni, sì. Un poco più piccolo di te. Sì, fa pensare questo più che altro, che era poco più piccolo di me, per cui sì, ti fa qualche domanda in testa queste cose quando succedono. Si tratta della terza vittima giovanissima nell'arco di poco meno di una settimana sulle strade della Marca, tutti tra l'altro motociclisti, insomma una strage senza fine, che sembra non conoscere fine. Direttore, io non ti do le generalità di questo 18enne perché le operazioni questa mattina sono state particolarmente complesse, non tutti i familiari sono stati avvisati. Con lui non aveva a quanto pare dei documenti, quindi ha reso tutto più difficile, quindi per una questione di delicatezza al momento non diamo dettagli. Cosa possiamo dire, vice sindaco Giorgio Marin, vice sindaco di Vedelago? C'è poco da dire in questi casi, però sono notizie che destano sconcerto, dolore, che pongono anche degli interrogativi, perché dicevamo una strage senza... Un bollettino di guerra
che quotidianamente riempie le pagine di cronaca. Purtroppo oggi è toccato a Vedelago, a dei nostri concittadini, e al di là di tutto quello che possiamo dire oggi rimane la tragedia familiare che ha investito appunto questi nostri concittadini e al quale va tutto la nostra vicinanza e il vostro sostegno, ma che poco potrà fare per portare un sollievo vero. La polizia locale, la vostra polizia locale si sta occupando dei rilievi e sicuramente un aiuto potrà arrivare. Adesso Michele ve le mostra dalle telecamere del locale, le immagini, i frame sono già stati messi a disposizione della polizia locale, chiaramente, che sta indagando. Lei prima, sindaco, mi diceva qua possiamo parlare finché vogliamo di sicurezza stradale, poi di fronte a queste tragedie. Sì, noi facciamo anche delle giornate sulla sicurezza stradale con le scuole, con le forze dell'ordine, con i pompieri, per far capire le dinamiche degli incidenti, di come si possono prevenire, ma oggi appunto rimane solo la tragedia. Fra poco entrerà anche il nuovo codice della strada, che inaspirerà delle pene, che cercherà di limitare questo tipo di eventi, ma esiste anche pur sempre la casualità e quindi oggi rimane solo la tragedia. Grazie Giorgio Marina, vice sindaco di Vedelago. Quindi il bilancio è tragico, un 18enne di Vedelago morto praticamente sul colpo, e c'è ovviamente apprensione per questa 41enne sempre di Vedelago che era alla guida della Toyota, che è stata portata all'ospedale in gravi condizioni, ma appunto sarebbe fuori pericolo di vita. Questo quindi il bollettino di guerra, per usare una parola che avete appena sentito pronunciare dal vice sindaco di Vedelago, un bollettino di guerra che si aggiorna oggi qui sulla Castellana. Per il momento è tutto. Con Michele Zanette, direttore, ti restituisco la linea. Grazie molte Cristian Arboit. Adesso vediamo altri due incidenti, purtroppo 3 morti in 24 ore. A Marghera ha perso la vita Alessandro Busatto, ha perso la vita in un incidente in via Colombara, studente appassionato di motori, viveva alla Gazzera e frequentava l'istituto Pacinotti. Il padre, che lo seguiva in auto, l'ha visto morire. E poi sulla Romea, l'autostrada della morte, così è stata ribattezzata, Alice e la vita per la musica. Ecco chi era la 33enne morta lungo questa strada. E Alice Santi di Campo Nogara è morta all'altezza di Mira sulla Romea, suonava il pianoforte e il flauto traverso, aveva frequentato il conservatorio di Adria, aveva inciso un album, così riporta la Nuova Venezia. Un altro incidente gravissimo è stato quello di Gorgo al Monticano. Vediamo gli strascichi giudiziari. Le famiglie delle 2 giovani vittime e del ragazzo rimasto ferito gravemente sono arrivate in tribunale, addosso la maglia con la foto dei 3 giovani. Nel terribile schianto di Gorgo al Monticano, tra le lamiere contorte della BMW, hanno perso la vita Eralda Spaillari, 19 anni, Barbara Brotto, 17, ferito gravemente il 19enne Daniel Castelli. Nella maglia poche parole che racchiudono la disperazione delle famiglie. Giustizia per questi ragazzi strappati alla vita in un istante. A parlare l'avvocato della famiglia di una delle vittime, Barbara Brotto. Noi abbiamo chiesto semplicemente che il giudice tenga conto di tutte le circostanze. Stiamo parlando di un incidente dove sono morte due ragazze giovanissime e un terzo probabilmente ha la vita rovinata per sempre. E chiediamo che il giudice tenga conto del fatto che a seguito di questo fatto, a seguito di una condotta scriteriata da parte di due ragazzi appunto alla guida di auto anche potenti, una almeno, alla fine stiamo parlando di 2 ragazzi, di 17, di 19 anni che non ci sono più. Michele Tatani, il guidatore della BMW che trasportava le 2 vittime e il ragazzo ferito, ha chiesto ed ottenuto di patteggiare, mentre Ghezim Cherosi, il 21enne accusato di aver provocato in concorso il terribile incidente stradale, sarà giudicato in rito abbreviato semplice. Secondo la procura il gravissimo schianto si sarebbe verificato a causa di un doppio sorpasso di una terza vettura che precedeva lungo via Sant'Antonino sia la BMW 420
guidata da Tatani, sia la Polo condotta da Cherosi. A quel punto sarebbe venuto il contatto che ha fatto finire fuori strada l'auto di Tatani. Sulla strada sono rimaste le tracce evidenti della carrozzeria della Polo. La responsabilità del conducente della Golf, oltre alla velocità raggiunta dalla macchina, oltre i 120 km all'ora in un tratto viario in cui il limite è fissato a 50, sarebbe stata quella di aver iniziato la manovra senza controllare la direzione della vettura che lo seguiva attraverso lo specchietto retrovisore. Michele Tatani, anche lui a velocità, non si sarebbe invece accertato di cosa stesse facendo l'automobile di Cherosi. La prossima udienza è stata fissata per il 13 marzo 2025. Alcuni titoli del Corriere del Veneto online, la crisi Benetton, tutti in solidarietà, esodi aumentati del 30%, gli incentivi. E poi il condominio di Fiorello e la guerra dell'ascensore, stop del comune dopo l'ok della sovrintendenza e una querella attorno alla casa di Fiorello nel centro storico di Venezia. Quei preti che lasciano per amore, in 2 anni più di 20 hanno rinunciato alla parrocchia. Torniamo ai furti perché davvero è un flagello per tutte le province del Veneto, non passa giorno senza che non ci siano irruzioni in case private dove spesso c'è anche l'incontro dei proprietari con i ladri. Qui siamo nel territorio bassanese, una vera e propria escalation, siamo a 9 con Monica Smiderle. Non si arresta l'ondata di furti che sta interessando l'intero comprensorio bassanese, particolarmente colpiti i comuni di Tezze sul Brenta, Pozzoleone, Romano Dezzelino, ma anche Nove. Cresce la preoccupazione, cresce l'allarme tra i cittadini. Da settimane ormai l'intero territorio è nel mirino della malavita. Abitazioni svaligiate, i ladri cercano in particolare oro, gioielli e denaro contante. Colpi velocissimi, forzano i serramenti ed entrano nelle case, soprattutto nel tardo pomeriggio tra le 5 e le 7. Tantissimi furti messi a segno. I ladri hanno colpito nei quartieri Primo Maggio e Brenta a Nove. Intercettati dalle forze dell'ordine, sono riusciti a fuggire a bordo di un'auto rubata. Grazie ai Targa System sembra sia stata individuata una delle auto usate e speriamo che riescano a bloccarle in fretta, perché ormai è da più di un mese che continuano con questi furti nelle abitazioni. La gente ormai è esasperata, non si sente sicura e con l'avvicinarsi delle festività, periodo particolarmente sensibile sotto il profilo della sicurezza, cresce la preoccupazione. Sono arrivate vari messaggi e varie richieste, infatti stiamo organizzando per la prossima settimana una riunione proprio per vedere e sentire il malumore dei cittadini. Abbiamo fatto richiesta di aumentare i controlli da parte delle forze dell'ordine e vedremo anche noi come potremo aiutare per passare il Natale un po' più in tranquillità. La volontà sarebbe quella di organizzare delle ronde con i cittadini, ma la burocrazia non aiuta e il progetto potrebbe prendere avvio soltanto il prossimo anno. Alle 2 case svaligiate a Nove si sommano altri colpi messi a segno sempre negli ultimi giorni in via Brigata Cadore, via Ragazzi del 99 e via Veneto a Romano Dezzelino, ma anche in via Milano a Bassano del Grappa. Allora restiamo a Bassano, ladri natalizi all'opera in piazza Libertà, nel mirino gli addobbi dell'edicola. Quest'anno per la prima volta avevamo deciso di addobbare la nostra edicola in linea con quello che è anche il resto della piazza e nella notte tra domenica e lunedì ci hanno portato via, ci hanno sottratto le nostre stelline che avevamo lasciato appese, fiduciosi dell'onestà delle persone. Il gesto ci ha amareggiato, non tanto per il valore di quello che ci è stato portato via, ma perché è simbolo
insomma di un atteggiamento poco rispettoso delle cose degli altri. Non nasconde tutta la sua amarezza Stella De Marchi. Dall'interno della sua edicola di Piazza Libertà in pieno centro storico a Bassano ci racconta dell'odioso gesto dei ladri di Natale, persone dal profilo morale talmente basso da avere il coraggio di rubare delle decorazioni natalizie. Queste persone che hanno compiuto il gesto sono state soprannominate il Grinch. Sì, perché veramente oltre non rispetto per il Natale e per quelle persone che dedicano anche qualche momento della loro vita e anche lavorativa nel cercare di decorare, nel nostro caso, la nostra piccola edicola e quindi anche la piazza in generale. Ecco. Ladri Grinch come il personaggio dei fumetti che odia il Natale. Ne perdiamo noi, ma ne perdiamo tutti, in onestà, in cura e in decoro. Le rimetterete? Vediamo, magari un po' più basse in modo da poter arrivare a toglierle alla sera. Dispiace, però mi sa che dovremmo adattarci in questo modo. Quando si dice far buon viso a cattiva sorte, no? Spesso le persone che sono vittime di questi comportamenti, di questi reati, poi reagiscono in maniera così, tra il rassegnato e anche la speranza che le cose possano in qualche modo migliorare. E invece con pale e piccozze causarono il terrore tra Veneto e Friuli. I carabinieri hanno arrestato il capo della banda specializzata nei colpi alle sale slot. I più gravi erano stati compiuti a Silea, nel Trevigiano, e a Remanzacco, in provincia di Udine. In manetta un 46enne rumeno. Abbiamo assicurato anche l'ultimo componente alla giustizia. Con il fermo di un 46enne rumeno si chiude così il cerchio sull'onda di rapine che aveva interessato alcune sale slot a nord-est l'estate scorsa, in particolare il doppio assalto avvenuto nella notte tra il 27 e il 28 luglio ai danni di due locali, il Las Vegas di Silea nel Trevigiano e l'Admiral di Remanzacco in provincia di Udine, episodi violenti che avevano sconvolto personale e clienti. Sicuramente le modalità con cui hanno messo in pratica le due rapine sono modalità abbastanza virulente, abbastanza violente. Hanno utilizzato forconi, mazze, pale e anche con un'intenzione di acquisire pervicacemente il loro scopo, quello di appunto rubare i soldi. 3 componenti del comando erano stati individuati già pochi giorni dopo a seguito di un fermo ad Aurisina vicino a Trieste mentre stavano tentando di raggiungere la Croazia. Durante il controllo i carabinieri avevano rinvenuto nell'auto utilizzata dal gruppo 4.000 euro in contanti, indumenti corrispondenti a quelli immortalati dai sistemi di videosorveglianza durante le rapine e numerosi telefoni cellulari. Da lì le indagini sono proseguite serrate fino a individuare il capobanda braccato nella zona di Milano. Ora, sottolineano dall'Arma, tutti e 4 sono in stato di fermo. Il fermo nella prima circostanza era stato convalidato con la custodia in carcere, anche perché i soggetti si stavano allontanando dal territorio nazionale, sono stati presi proprio al confine con la Croazia. E il quarto soggetto, che è stato arrestato la settimana scorsa, è attualmente in carcere in attesa di interrogatorio. La morte di Marco Magrin, il 53enne che è morto a causa del freddo in un garage a Treviso, è diventato un vero e proprio caso politico. Sotto accusa il proprietario di questo appartamento, un esponente del centro sociale Django, che avrebbe sfrattato l'uomo che viveva nel suo appartamento e che appunto si era poi rifugiato del box. Molto dure le parole del sindaco di Treviso e presidente dell'ANCI, Mario Conte. Credo che ci siano anche i parametri e le condizioni per un esposto e dopo qualcuno farà chiarezza su questa vicenda. Ci sono tanti aspetti da chiarire anche da un punto di vista del rispetto della norma, sia da un punto di vista della presenza di queste persone all'interno dell'appartamento, sia da un punto di vista dello sfratto, sia da un punto di vista della responsabilità del proprietario.
Parla di Andrea Berta, il sindaco di Treviso Mario Conte, nelle ore in cui attorno all'attivista di Caminantes si è scatenata la tempesta perfetta. È di sua proprietà infatti l'appartamento dove il 53enne Marco Magrin viveva prima di essere trovato morto nel garage del condominio di via Castagnole, forse a causa del freddo. Berta, poco meno di una settimana fa, era stato protagonista del blitz in consiglio comunale con cui i centri sociali avevano posto il tema dell'emergenza abitativa e accusato Casugana di fare poco o nulla. Mentre protesta per garantire la casa a tutti, in quel frangente sostituisce le serrature di casa e sfratta questa persona facendola finire in un garage con il finale che ahimè tutti conosciamo. Una situazione davvero che intanto deve far riflettere tutti anche sul ruolo sociale che le associazioni hanno e le istituzioni hanno. Una persona che non era nemmeno iscritta al registro anagrafico del Comune di Treviso, e coloro che fanno i paladini dei diritti dovrebbero prima guardarsi dentro, prima di andare a professare e a dare lezioni di moralità alle istituzioni, perché dopo quello che è successo, non che ce ne fosse bisogno, ma la credibilità di Caminantes e Django è stata completamente distrutta. I colpevoli siete voi, vergognatevi, miserabili, scrivono nel pomeriggio gli attivisti di Django e Caminantes, che sottolineano come Berta avesse messo a disposizione l'appartamento per progetti sociali e come lo stesso Magrin a un certo punto avesse rassicurato il proprietario di aver trovato un'alternativa, nascondendo il fatto di dormire nel garage. Gli attivisti rilanciano riportando dei messaggi che Magrin aveva inviato al sindaco Conte sulle sue pagine social. Uno risale alle festività dello scorso anno: questo Natale sarà bello per molti ma non per tutti, io sto al freddo e non so come mettermi in contatto con voi del municipio. E ancora, come posso stare in piedi mentre cado? Verranno fatte le dovute verifiche e ognuno si prenderà le proprie responsabilità, ma mi chiedo il Comune se le sta prendendo le proprie responsabilità, perché è vero non ci sono soldi, ma è anche vero che chi ha procurato questi gravissimi tagli, soprattutto al sociale, è chi governa la nazione, per cui chi è dello stesso colore di questa amministrazione. Abbiamo parlato ieri sera a Focus, tra gli altri come ospite c'era il consigliere comunale di Padova Pietro Bean. Sentiamo come ha commentato questo fatto. La vicenda sicuramente si inserisce in un contesto gravissimo di emergenza abitativa che a Padova sentiamo molto, ma che coinvolge di fatto tantissime altre città, se non addirittura tutto il paese. È una vicenda straziante perché parliamo di una persona che era senza una casa ed è morta da sola al freddo in un garage, perché per l'appunto non aveva una casa e non aveva dove andare. Questo fa capire il livello di criticità sociale, di marginalità che sta al momento accadendo nel nostro paese, anche e soprattutto a causa delle politiche o delle non politiche che sono state fatte. Io non voglio entrare in merito alla questione locale circa le responsabilità del locatore, perché penso, come ha anche detto la consigliera Bazza, che conosco e stimo e che avete intervistato nel servizio precedente del Partito Democratico di Treviso, penso che le responsabilità andranno accertate. Però ecco, su una cosa lei ha senza ombra di dubbio ragione, bisogna fare il punto. Non si può focalizzare la questione sul locatore solo perché magari appartiene a un colore politico che non piace a qualcuno e non guardare la questione generale, perché queste cose accadono in questo momento per un motivo molto semplice: perché questo governo ha scelto di tagliare dei mezzi di welfare, di sostegno all'affitto. Una delle prime cose che ha fatto questo governo è stato tagliare il fondo per le morosità incolpevoli, che andava ad aiutare quelle famiglie che a causa e anche persone singole, diciamo, che vivono da sole, che a causa dell'inflazione non hanno più lo stipendio sufficiente per pagare i costi di un... Questo era Pietro Bean ieri sera a Focus. Sentiamo sull'episodio cosa ha detto al nostro inviato l'avvocato Antonella Tocchetto. Sentiamo.
Non c'era nessun contratto d'affitto, voglio essere molto chiara, né loro pagavano qualcosa, però purtroppo le bollette erano a carico della zia morta e quindi siccome loro non pagavano le utenze neanche le spese condominiali erano tutte a carico di Berta, per cui Berta mi dice non voglio azioni legali assolutamente, cerchiamo di trovare un aiuto. È questo il mandato che Andrea Berta aveva dato al suo avvocato, la trevigiana Antonella Tocchetto. È l'aprile del 2024, Marco Magrin con la compagna è all'interno dell'appartamento di via Castagnole che Berta poco tempo prima aveva ereditato dalla zia. Proprio l'anziana aveva accolto la coppia. I due quindi non pagano affitti né le bollette, entrambi non risultano nemmeno residenti. Quindi io mi sono attivata con gli assistenti sociali di Treviso che mi dicono che i due, la coppia, non era seguita dai servizi sociali, ma mi danno l'indicazione che la signora, che aveva dei problemi di salute, era seguita dall'ULSS 7 di Bassano. Inizia un carteggio e Tocchetto riesce a far inserire la donna con problemi di salute in una casa comunità, mentre l'uomo resta nell'appartamento. Per quello che riguarda Magrin, con Berta ci si attiva e Magrin dice guarda, a breve avrò un lavoro e sicuramente lascerò la casa, per cui datemi un po' di tempo, per cui senza alcun problema, quindi non c'è stata nessuna azione legale. Sapevamo che il signor Magrin si sarebbe arrangiato. Insomma, non sarebbe scattato formalmente nessuno sfratto. Resta da capire se a un certo punto Berta abbia cambiato la serratura dell'immobile. A me non risulta assolutamente niente, anzi Berta mi disse che entrò in casa, ha visto che non c'era nessuno, per cui lui si era tranquillizzato, non mi ha parlato di cambi di serratura, non mi ha detto nulla di tutto questo. Quanto al garage dove è stato rinvenuto il cadavere di Magrin, non sarebbe di proprietà di Berta, ma di un parente. Io ho avuto notizia della cosa dai giornali, come l'ho letta, ho comunque ricostruito che era una cosa che avevo seguito io, ho scritto a Berta per dire confermi, però lui non mi ha più risposto. Intanto il caso sta diventando nazionale, durissimo il senatore meloniano Raffaele Speranzon. Purtroppo i tipi dei centri sociali sono quelli che fanno i cortei per la casa e che occupano abusivamente le case degli altri, poi se è casa loro sfrattano chiunque, soprattutto se il malcapitato è pure italiano. Le parole di Speranzon, più morbido il capogruppo di Fratelli d'Italia Casugana che si rivolge al mondo degli attivisti. Tante volte cercare di trovare delle soluzioni piuttosto che solo contestarle magari può essere più costruttivo, comunque vedranno loro, adesso è un problema loro. È un problema loro, ripeto, cavalcare la polemica sarebbe facile adesso, però sarebbe anche irrispettoso nei confronti di un'ennesima vittima, insomma. Penso che questo potrebbe farci riflettere un po' di più tutti. I molti vandali in circolazione se la prendono anche con gli alberi di Natale nelle piazze dei paesi. Andiamo a Montecchio Maggiore da Luisa Bertini e da Simone Squarcina per la parte tecnica. A te Luisa. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo nella piazza San Paolo a Montecchio Maggiore in compagnia dell'assessore Giampaolo Valerio al decoro urbano perché è stato vandalizzato nelle notti scorse il simbolo del Natale, quindi l'albero che viene ogni anno piazzato proprio qui alle nostre spalle. Che cosa è successo intanto? È successo che appunto probabilmente una ragazzata o delle persone hanno preso queste palle e hanno rotte e giocato nel nostro paese. È stato quindi per noi un brutto regalo di Natale. Ecco, una trentina le palline che hanno preso, disseminandole poi anche qui in tutta la piazza, una zona dove tra l'altro ci sono delle telecamere. Sì, ci sono delle telecamere e sarà nostro compito quanto prima riuscire a scovare questi colpevoli e a far pagare il danno in maniera esemplare, perché non è possibile che dopo l'impegno che ci mettiamo per il decoro del paese, grazie alle associazioni e altri volontari, poi tutto venga vanificato in questo modo. Che poi tra le altre cose erano palline nuove di zecca perché quest'anno avevate un po' rinnovato e poi è ad opera anche dei volontari della Proloco, quindi diciamo è un lavoro collettivo un po' che viene vanificato e deturpato. Sì, esatto, io colgo anche l'occasione per ringraziare le associazioni di volontariato della Proloco
proprio perché contribuiscono alla bellezza del nostro paese, oltre che a ricordare il Natale e le festività natalizie. Ecco, da parte della comunità c'è un po' anche il dispiacere, proprio perché è un simbolo? È proprio il simbolo del Natale, quindi è un doppio errore, insomma, da parte di questi, che non riusciamo a capire perché vanno a prendersela con il decoro appunto del nostro paese. Ecco, avete sentito la testimonianza dell'assessore, ovviamente c'è dispiacere proprio perché è stato deturpato uno dei simboli del Natale, come abbiamo visto anche nei giorni scorsi, è successo a Vicenza, vedi i mercatini di Natale o altri simboli un po' presi di mira dai vandali. Da Montecchio Maggiore è tutto. Grazie a Luisa Bertini. Andiamo a Vicenza perché ci sono ladri, vandali, spacciatori, insomma il degrado offre un vasto campionario di violenti e di persone spesso anche squilibrate. Vediamo cosa è successo nel centro storico. Semina il panico in centro storico. Sono le 7 di sera quando, secondo alcune segnalazioni, un immigrato a Vicenza, in evidente stato di alterazione in via Cesare Battisti, avrebbe iniziato a importunare i commercianti e i passanti. Non è ancora chiaro se sempre lui o addirittura un altro straniero, in piazza delle Erbe, davanti a questa pasticceria, se l'è presa con la cameriera che stava servendo ai tavoli esterni. Ha detto cose molto sgradevoli. Poi io sono andata a chiamare la polizia perché era lì e le ho segnalato il caso. Poi lo hanno preso e siamo andati usciti fuori a vedere che se era proprio lui. E in effetti era lui. Lui l'ha vista, l'ha riconosciuta e ha continuato a dargli le stesse cose che le dicevo prima. Insulti, ma non solo verbali ma anche con gesti, quindi che non era che ci voleva tanta immaginazione per capire cosa voleva sapere. Questo personaggio però non si sarebbe allontanato subito, si sarebbe avvicinato invece alle scalinate della Basilica, dove davanti a un altro locale si sarebbe abbassato i pantaloni in segno di sfregio, finché nel giro di pochi minuti una pattuglia della polizia locale, allertata, è intervenuta. L'immigrato di origine asiatica, a quanto pare, sarebbe stato senza documenti, portato nel comando della polizia locale, è stato fotosegnalato. Ma al di là dell'episodio è l'ennesimo fatto che certifica la tensione che si vive in centro storico. A dire la verità non sono cose molto piacevoli e sgradevoli e non se ne può veramente più. Servizio di Carlo Alberto Inghilleri, la situazione peggiora là dove si abusa di alcol, oltre che di stupefacenti, ma in particolare a Bassano del Grappa sono stati chiusi dei bar che somministravano alcolici a minorenni. 2 locali chiusi in meno di 24 ore, martedì pomeriggio il bar alla Pergola, mercoledì mattina il caffè a Roma, entrambi per aver somministrato alcol a minorenni, violazione che ha fatto scattare i sigilli per 15 giorni. Tolleranza zero tuonano sia le forze dell'ordine che il mondo della politica nel tentativo di arginare un fenomeno, quello dell'abuso di alcol tra i giovanissimi, che sta registrando livelli davvero preoccupanti. Sulla questione oggi interviene anche il presidente della categoria baristi, Gino Brunello. Come categoria è una cosa che noi abbiamo sempre sollecitato, fatto leva su questa cosa qua di non servire alcolici ai minorenni. È una cosa molto difficile, è una cosa un po' complessa, non si sa mai fin dove arriva la responsabilità del gestore, ma il dare da bere direttamente alle persone è una cosa che non si fa, è una cosa che noi abbiamo anche sollecitato più volte su alcuni locali. Le segnalazioni partono anche dalla nostra associazione o addirittura dai genitori. Si cerca sempre di
di avvisare le persone, poi quando una cosa la si commette più di una volta diventa anche un po' indifendibile. È giusto sanzionare chi non rispetta la legge, spiega Brunello, che aggiunge: non sempre però è facile controllare i ragazzi. Noi chiediamo solamente se sono maggiorenni o minorenni, che chiediamo il documento, e dopo se sono minorenni vengono non allontanati dal locale, non gli viene servito da bere, e dicono non gli viene dato da bere, però la problematica non è risolta, nel senso che loro trovano da bere probabilmente in qualche locale che glielo danno, ma su questo ho i miei dubbi, come ci sono tante persone che si portano il bere in qualche altra maniera e lo consumano, e lo sappiamo, in zone che non sono nei locali. Allora andiamo a Trieste, perché ci sono novità, come avrete sentito, sulla morte di Liliana Resinovic, che era stata trovata morta dopo essere scomparsa da casa. Ovviamente sono stati messi sotto torchio il suo marito Sebastiano Visentin e l'amante. E sul corpo, questa è la novità di Liliana Resinovic, sono state riscontrate lesioni dovute a terzi. Ma a questa conclusione era giunto già il medico legale Raffaele Barisani, perito di Sebastiano Visentin, già dalla prima autopsia. Sentiamo. Liliana Resinovic è stata sicuramente colpita. È la conclusione cui è giunto il medico legale Raffaele Barisani, consulente del marito della donna Sebastiano Visentin, ben prima della nuova perizia, i cui risultati saranno resi noti il 15 dicembre. Il professionista sottolinea di essere stato il primo a osservare che i primi segni sul volto di Lilli, evidenziati dall'esame autoptico del dottor Costantinides, non potevano essere causati da una semplice caduta. Erano emerse delle lesioni alla prima autopsia, che erano state segnalate dal dottor Costantinides, interpretate come provocate da una caduta, però per la loro posizione e per le caratteristiche io avevo osservato che a mio parere erano lesioni provocate da terzi. Interessavano l'emivolto di un lato, poi c'era anche una lesione a livello dell'orecchio nella regione temporale del lato opposto e una lesione al vertice del capo, sopra la testa. Sì. Allora è impossibile che cadendo uno si faccia contestualmente abbia lesioni in questi tre posti diversi, neanche rotolando. E poi ne sono venute fuori anche le altre, no? Perché con la nuova autopsia abbiamo visto che aveva una frattura a una vertebra, sì, una grossa lesione a un palmo di una mano e anche una lesione allo sterno, nella regione sternale. Quindi insomma tanta roba, per cui sicuramente è stata colpita da qualcuno, perché cadendo non ci si fa tutta questa roba. E quando è stata chiesta l'archiviazione noi ci siamo opposti all'archiviazione. Al dottor Barisani non va giù la piega che sta prendendo l'interpretazione comune delle nuove indiscrezioni, che tende a puntare il dito verso Sebastiano Visentin. Queste stesse lesioni vengono usate contro Visentin, no? Contro Sebastiano, perché dicono è stata aggredita, quindi è stato lui, adesso la stampa parla di omicidio, questa è la via che ha preso. Mentre noi che difendiamo Sebastiano le abbiamo noi evidenziate. A noi poteva andare benissimo la perizia, la prima di Costantinides, che diceva è suicidio, basta, finito lì. Servizio di Laura Buccarella della nostra redazione di Trieste, oggi in regia Tony Esposito e Andrea Basso, e vediamo l'autopsia sul corpo di Nicola Scudini, il ragazzo, autopsia i cui esiti non sono ancora stati comunicati alla madre, che si trova in Colombia. Il riconoscimento è stato fatto solo tramite delle foto. Ovviamente la mamma avrebbe desiderio di vederlo per un'ultima volta. La speranza della famiglia, che ha l'appoggio in queste ore dell'ambasciata italiana, è che le autorità rilascino il nulla osta in modo celere e che la burocrazia non aggiunga dolore alla già devastante sofferenza che stanno vivendo. Nel processo di primo grado per la morte della bimba di 7 anni travolta da un'acqua santiera di marmo nella chiesa di Santa Chiara a Udine, siamo sempre in Friuli, condannato a 2 anni e 4 mesi il direttore spirituale dell'educandato Uccellis, assolta la dirigente scolastica. Dichiara imputato marginale processione per
Si è chiuso così, con una condanna a 2 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio colposo e una assoluzione, il processo di primo grado per la morte di Penelope Cossaro, la bambina di 7 anni travolta e uccisa il 21 novembre del 2019 da un'acquasantiera nella chiesa dell'Educandato Uccellis durante una lezione di catechismo. Il giudice Daniele Faleschini Barnaba ha accolto la richiesta di condanna formulata dal PM Lucia Terzariol per padre Johan Kocin, al quale ha inflitto 4 mesi più di quanto aveva richiesto l'accusa, mentre ha assolto la dirigente Anna Maria Zilli perché il fatto non costituisce reato. La sentenza è arrivata dopo 2 ore di Camera di Consiglio. All'apertura dell'udienza l'avvocato Giuseppe Campeis aveva ribadito nella sua arringa finale la richiesta di assoluzione per il suo assistito padre Kocin, accusato di aver portato i bambini in un luogo in cui non avrebbero dovuto trovarsi. Dalle perizie eseguite nella chiesa è risultato che l'acquasantiera era tenuta in piedi dalla malta applicata in origine nel 1664. Bastò il peso di appena 27 kg della bambina, che vi si aggrappò probabilmente per cercare l'acqua, a farla spezzare in 3 parti e travolgerla mortalmente. La tragica sequenza non fu notata da padre Johan, mentre alcuni bambini, compagni di classe di Penelope, la videro aggrapparsi e poi essere investita dal pesante oggetto. Anna Maria Zilli, all'epoca dei fatti, si era insediata da 2 mesi nel ruolo di dirigente dell'istituto. La procura le contestava di non aver predisposto un regolamento che impedisse a padre Johan di prelevare le chiavi della chiesa e di utilizzare il luogo di culto anziché le aule per le lezioni di catechismo. In aula erano presenti 2 imputati e i genitori della bambina. E la reazione della madre di Penelope alla sentenza è inaccettabile, ha detto che chi dirige non abbia responsabilità. Sentiamo ancora Francesco Pezzella. Non si può certo parlare di soddisfazione per una sentenza quando di mezzo c'è una bambina di 7 anni morta. Laura Libanetti ha accolto così la lettura della condanna a 2 anni e 4 mesi per padre Johan Kocin, a cui sua figlia Penelope era affidata quel tragico pomeriggio del 21 novembre all'Educandato Uccellis, e l'assoluzione della dirigente Anna Maria Zilli. Mani sul volto, un pianto a metà tra il liberatorio e la rabbia mentre il giudice pronunciava la sua decisione. Chiavi contro chiavi, permessi contro permessi. Quella mattina io mia figlia l'ho lasciata nelle loro mani, sotto la loro responsabilità, e me l'hanno fatto trovare morta. Questa è la sostanza. Quindi io lo trovo inaccettabile che chi dirige non venga assolutamente preso in considerazione sotto nessun tipo di responsabilità. Soddisfatta Anna Maria Zilli per l'esito del processo, che la vede uscire con un'assoluzione con formula piena, ma anche per la dirigente dell'Uccellis resta il dolore per la tragedia di una morte così tragica e precoce. Rimane un giorno triste perché c'è una tragedia, però mi sento sollevata dopo 5 anni di non essere ritenuta responsabile, della morte della piccola Penelope. Il giudice ha accolto per la Zilli la linea dei difensori Stefano Buonocore e Giancarlo Mariniello, che hanno sempre puntato sul fatto che la preside non avesse alcuna responsabilità. Una giornata non felice evidentemente, perché a valle c'è una tragedia che è tale, rimane tale, e c'è il sollievo però di aver restituito dopo 5 anni alla dottoressa Zilli giustizia, non considerandola responsabile della morte di uno dei suoi studenti. Giustizia ci dà anche tanta soddisfazione dopo 5 anni di processo che non doveva proprio sorgere a carico della Zilli. Certo, sotto c'è un grande dramma della piccola Penelope, ma la Zilli sino dal primo momento c'erano tutte le evidenze che non aveva nessun tipo di responsabilità. L'ultima volta che l'abbiamo intervistata lei aveva detto che questo processo, arrivare ad una giustizia per sua figlia avrebbe comunque aiutato a voltare pagina, a elaborare il lutto. Quello che è accaduto oggi la aiuterà, oppure il fatto che sia stata una soluzione la lascia ancora amareggiata? Molto amareggiata, totalmente delusa dalla giustizia, delusa dal sistema, delusa completamente. Quindi no, non mi aiuta a chiudere il cerchio, non mi aiuta in nulla. Abbiamo dato prima notizia dell'autopsia sul corpo del ragazzo che è morto in Colombia, dove si trovava in vacanza a causa di un incidente con la moto d'acqua, però in questo servizio ricostruiamo la vicenda. Tutte le testimonianze che ci sono, veramente vuol dire che il ragazzo, pur giovane, si è fatto ben volere, è stato
lui era sempre disponibile verso tutti e quindi di conseguenza questo è la risposta migliore, che è l'orgoglio di cui devo essere veramente fiero di mio figlio. L'orgoglio che accende lo sguardo e poi il dolore che lo scioglie nelle lacrime di un padre distrutto. Moreno Cudini ci accoglie in casa perché suo figlio avrebbe fatto così. Era un ragazzo pieno di vita, Nicolas, aperto, intelligente, ambizioso. A 26 anni la sua vita si è spenta mentre era in vacanza in Colombia, su una moto d'acqua scontratasi con un'imbarcazione. Ha avuto successo in tutto quello che ha fatto, da quando da piccolo ha iniziato col calcio e dopo con gli studi, ha continuato gli studi in America con una borsa di studio sempre grazie allo sport, e poi ha trovato subito l'impiego lavorativo dove era nel pieno della crescita. Lui adesso si trovava a New York City e lui lì si sentiva realizzato, era il suo ambiente naturale. Su quella maledetta moto Nicolas non sarebbe nemmeno dovuto salire, si è offerto per non lasciare sola una ragazza. E c'era una ragazza rimasta poi da sola sulla riva, mentre tutti gli altri erano con la barca, con altri mezzi, e si stanno divertendo. Lui si è proposto per accompagnare questa ragazza. E purtroppo il destino ha voluto così, dobbiamo solo accettare, non c'è niente da fare. Papà Moreno è rimasto a Pocenia con il fedele amico a quattro zampe Doug, che suo figlio adorava e che non lo lascia un minuto. La mamma è volata in Colombia per tutte le pratiche, probabilmente ci sarà un'autopsia per chiarire meglio quanto accaduto. Ha affrontato il viaggio non ancora avendo la certezza della scomparsa, purtroppo è stato ritrovato non più in vita, e questo l'ha saputo per strada. È brava veramente, perché diciamo, sono cose che per una mamma, un papà, per una mamma ancora di più, veramente credo che siano strazianti. E niente, adesso si trova là e vediamo di risolvere le questioni nel più breve tempo possibile, perché veramente vogliamo tutti abbracciare quello che rimane ormai di Nicolas. Ci potrebbero volere alcuni giorni prima del ritorno a Pocenia di Nicolas, che papà Moreno attende per l'ultimo abbraccio. Chiunque lo ha conosciuto lo ricordi veramente con gioia e col sorriso, come lui aveva sempre, la disponibilità che aveva. Questo è quello che rimarrà. La forza e anche la dignità di un padre che ha perso il figlio. Andiamo in pubblicità, il servizio era della nostra redazione di Udine. Pubblicità, poi torniamo subito. Una busta con 3 proiettili calibro 9 all'avvocato difensore di Filippo Turetta, Giovanni Caruso, e Gino Cecchettin, che esprime piena solidarietà all'avvocato dei Turetta. Ha detto Cecchettin: la giustizia deve fare il suo corso in un clima di rispetto. Al legale di Filippo era stata recapitata la busta con 3 proiettili, precisa l'ANSA, e molte minacce sono arrivate anche ai familiari del killer di Giulia, Cecchettin, e quindi è stata decisa la sorveglianza da ormai un anno. Sentiamo. Bersagli dell'odio da oltre un anno, anche i genitori di Filippo Turetta sono sottoposti a sorveglianza. I carabinieri con pattuglie giornaliere presidiano la casa della famiglia a Torreglia dopo le minacce e gli insulti rivolti attraverso il web, in particolare dopo che a luglio era stato diffuso il video del colloquio in carcere tra Filippo Turetta e i suoi genitori. A nulla erano valse le scuse fatte dal papà, che aveva cercato di spiegare le sue parole. Gli odiatori del web si erano accaniti con insulti contro la famiglia del 22enne assassino di Giulia Cecchettin. Mamma e papà di Filippo Turetta dal novembre del 2023 vivono barricati in casa, le uscite sono rarissime, e per andare a trovare in carcere a Montorio il figlio. Da mercoledì Filippo Turetta è un ergastolano e sta scontando la sua pena non in regime di isolamento diurno. Sembra abbia confidato di essere preparato alla sentenza. Sono rimasto impietrito, ma non mi aspettavo nulla di diverso, avrebbe detto.
Allora, vediamo sul giornale di Vicenza, vediamo se riusciamo a trovare la notizia che riguarda Elena Donazzan, minacce anche all'ex assessore al lavoro e all'istruzione della Regione del Veneto, diventata europarlamentare: devi fare la fine degli ebrei. L'eurodeputata aveva condannato i messaggi sessisti e violenti contenuti nelle canzoni dei trapper Nicki Savage e Simba Larù, chiedendo l'annullamento dei loro concerti a Bassano del Grappa e a Castelfranco Veneto. Il risultato è che sono arrivate minacce odiose e deprecabili. Nuova udienza del processo in corso a Padova sull'acquisto dei tamponi rapidi. La difesa ha chiesto il proscioglimento degli imputati. Tutto rinviato al 23 gennaio 2025. In quella data il Tribunale di Padova deciderà sulla possibilità di proscioglimento immediato nell'ambito del processo sui tamponi rapidi in corso. Sul banco degli imputati l'ex direttore delle microbiologie del Veneto Roberto Rigoli e l'allora direttrice di Azienda Zero Patrizia Simeonato, accusati di falso ideologico e turbativa d'asta nell'acquisto fatto nel 2020 di test rapidi anti-Covid. Il processo cerca di stabilire se fosse sufficiente, come sostengono le difese, una valutazione di idoneità tecnica per autorizzare l'acquisto dalla Abbott dei test o se, come sostiene l'accusa, fosse necessario eseguire un vero e proprio accertamento clinico. Il 23 gennaio il giudice dovrà decidere se queste accuse reggono e il procedimento andrà avanti oppure no. In questo caso sul processo sarebbe messa la parola fine. Bomba Day a Montebello Vicentino il 15 dicembre, intanto stanno continuando le riunioni tecniche con un focus sulla viabilità, visto che il tratto dell'autostrada sarà interrotto per consentire le operazioni. Passo dopo passo la pianificazione del Bomba Day che si svolgerà domenica 15 dicembre a Montebello Vicentino dopo il ritrovamento, nell'ambito dei lavori per la TAV, della bomba della Seconda Guerra Mondiale sganciata lungo l'asse ferroviario. Oggi un summit tecnico per definire le linee guida per la viabilità, visto che verrà chiuso un tratto della linea ferroviaria Verona-Vicenza e verrà chiuso un tratto dell'autostrada A4. La preoccupazione dell'amministrazione sta anche nella gestione del traffico, che poi andrà a riversarsi sulla viabilità ordinaria. L'autostrada verrà chiusa verso le 9:30 dal casello di Montebello al casello di Montecchio. Se per caso si vedrà al momento il problema doveva intensificarsi, si pensa di chiudere San Bonifacio e Vicenza Ovest, quindi diventerà una cosa veramente più impegnativa, diciamo, per le forze dell'ordine. Un centinaio i residenti che saranno evacuati per motivi di sicurezza nelle zone interessate dalle operazioni di bonifica, operazioni che si concluderanno intorno alle 14, quando l'ordigno verrà trasportato e fatto brillare in una cava ad Alonte. Alle 8 in punto sarà aperto il CCS presso il comune di Montebello e dalle 8:30 alle 9:30 l'evacuazione di circa un centinaio di cittadini del nostro comune, che adesso stiamo informando. Per quelli che potranno andare da parenti, benissimo. Per quelli che invece avranno bisogno di aiuto, verrà predisposto presso il Palazzetto dello Sport un punto di ricovero, di ritrovo, dove che verranno serviti anche dei pasti. Crisi Benetton, aumenti fino al 30% degli incentivi all'uscita volontaria concordati nei mesi scorsi, percorsi di ricollocazione a carico dell'azienda ed eventuali impieghi di un anno con un'agenzia di lavoro interinale. In sintesi quanto previsto negli accordi sottoscritti tra Benetton Group e le organizzazioni sindacali riportati nelle assemblee dei lavoratori. Fino al prossimo 28 febbraio sarà confermato il limite massimo di solidarietà individuale al 40%, cioè non più di 2 giorni la settimana. La nostra preoccupazione, dicono i sindacati, resta rivolta ai lavoratori che rimarranno e che dovranno essere adeguatamente formati e ricollocati all'interno del nuovo progetto aziendale in cui sono previsti importanti tagli ai costi. Martedì, nel corso dell'assemblea di Confartigianato Marca Trevigiana, il presidente Oscar Bernardi a sorpresa ha annunciato le dimissioni, entro 6 mesi la nomina del suo successore. Ho svolto questo ruolo con impegno, passione e profonda dedizione. Lascio con un certo dispiacere perché ogni scelta importante è anche difficile, ma sono convinto che ci sia un momento per tutto.
Questo è il momento giusto per lasciare spazio ad un nuovo percorso. Queste le dichiarazioni affidate ad una nota stampa del presidente di Confartigianato Imprese, marca trevigiana Oscar Bernardi, dopo la decisione di rassegnare le dimissioni annunciate martedì durante l'assemblea dell'organizzazione. Un annuncio che ha colto tutti di sorpresa e che di fatto ha dato il via all'iter per il rinnovo della carica di presidente. Sono stati anni intensi ma anche straordinariamente positivi in cui abbiamo lavorato con dedizione e spirito di squadra per affrontare sfide importanti senza precedenti. Abbiamo vissuto la ripresa post-Covid, affrontato l'incertezza dei costi delle materie prime e gestito le difficoltà legate alla carenza di forza lavoro rispetto alla domanda. Anni in cui il passaggio generazionale delle nostre imprese è diventato un tema centrale, dove investire nella formazione dei giovani anche in azienda è diventato prioritario. Tutto ciò a sottolineare, continua Bernardi, il momento storico che stiamo attraversando. Sono stati anche gli anni del PNRR e del bonus 110%, anni in cui ci siamo assunti la responsabilità di prendere posizioni, talvolta andando contro scelte governative e altre volte appoggiandole con la volontà di creare dibattito e dialogo. Abbiamo assicurato alla nostra associazione, aggiunge ancora il Presidente, la centralità in molte discussioni e il confronto interno non è mai mancato. Abbiamo lavorato a costruire un'identità capace di dimostrare che il nostro territorio sa fare squadra e sistema, riuscendo a riacquistare, grazie al lavoro di tutti, un ruolo centrale anche a livello regionale. Entro massimo 6 mesi ci sarà la nomina del nuovo presidente. Nel frattempo la continuità associativa sarà garantita dal vicepresidente vicario Loris Bagliana, che a norma di statuto ne assume la rappresentanza. Servizio di Francesca Bozza e a Castello di Godego l'elezione all'unanimità del neopresidente di Giovani di Confindustria, il padovano Luigi Gorza. Castello di Godego, Confindustria Veneto Est, oggi l'elezione del nuovo presidente che appunto presento, grazie per essere qui con noi, Luigi Gorza, 32 anni, neoeletto presidente. Quali le missioni per questo mandato di 4 anni, quali le prospettive? Beh, la nostra missione è semplice, è quella di creare una palestra dove i giovani imprenditori possono affrontare le sfide del futuro attraverso l'apprendimento da chi è più avanti di noi e attraverso la condivisione tra giovani. Varie tematiche verranno trattate, nel 2025 ci sarà la leadership e poi man mano verranno scelte di conseguenza da tutta la base associativa. Perché questo? Perché per noi è molto difficile prevedere il futuro e quindi per avere un ampio consenso vogliamo anche ogni anno chiedere alla base quali sono le tematiche più interessanti per loro e affrontarle. La tematica scelta verrà trattata tutto l'anno con una serie di eventi appositi. Giovani imprenditori, qual è il sentiment che si respira in Confindustria? Ma io vedo che c'è un sentimento positivo. I giovani hanno energia, sono ottimisti e vedono e cercano di vedere il futuro, anche se è molto difficile, con ottimismo. Insomma. Ci rendiamo conto delle difficoltà, sappiamo bene quali sono le sfide, però cerchiamo di vedere il lato positivo sempre. E quindi prospettive di ottimismo, con noi anche la neoletta presidente di Confindustria Veneto Est Paola Carrona. Lei invece chiediamo un po' come sta l'industria veneta anche rispetto alle crisi europee e internazionali, soprattutto la crisi dell'automotive. Sì. Allora il Veneto ha registrato una contrazione del 2,6% nel terzo trimestre, che va ad aggiungersi anche una situazione negativa nei primi 6 mesi dell'anno. Ovviamente viviamo di riflesso una situazione difficile, molto legata anche alla situazione geopolitica, una situazione che viviamo tutti i giorni e che si riflette sicuramente sulla vita delle nostre imprese. A questo si aggiunge il tema automotive. È un tema che non possiamo considerare solo un tema tedesco, oggi è un tema che si riflette anche nelle nostre aziende. In Veneto un po' possiamo dire che le auto tedesche e francesi parlano veneto, perché la componentistica avviene proprio da molte aziende della nostra regione, quindi un problema legato all'automotive è un problema che diventerà anche legato proprio alla forza lavoro e anche a quella capacità che le nostre imprese venete hanno sempre dimostrato verso un export, che è sempre stato una forza per le nostre aziende.
È proprio così, potrebbero esserci dei contraccolpi molto seri sull'indotto dell'industria automobilistica qui in Veneto. Vediamo la politica e qui l'inchiesta della Procura di Vicenza sulle presunte irregolarità riguardo alle firme raccolte per le amministrative del 2023. L'indagato non è colpevole fino a che non sia pronunciata una sentenza definitiva. Pensieri e parole del senatore Pierantonio Zanettin, parlamentare sì ma anche legale di successo, che la giurisprudenza la conosce per filo e per segno e infatti invita tutti alla prudenza. L'indagato non è colpevole fino alla sentenza definitiva. Il riferimento è ai 16 indagati nella maxi inchiesta della Procura della Repubblica di Vicenza, che punta a verificare sia l'autenticità delle firme raccolte da liste di centrosinistra e di centrodestra per partecipare alle amministrative del 2023, sia le modalità con cui sono state raccolte le firme. Prudente anche la posizione del sindaco Giacomo Possamai. Conosco bene molte delle persone coinvolte, sia di maggioranza che di opposizione. Quelle che conosco sono assolutamente persone per bene. È successo tante volte anche in passato che ci siano state inchieste di questo tipo. Chiaramente la magistratura fa il suo percorso, il suo approfondimento. Io sono certissimo della buona fede di queste persone e anche che ci sarà la possibilità di chiarire tutto nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, quando si saprà e si conosceranno bene gli elementi, le carte. Il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai ha spiegato di essere certo della buona fede degli indagati e che ci sia la possibilità di chiarire tutto. Ma attenzione, dice una cosa importante: è successo tante volte anche in passato che ci siano state inchieste di questo tipo, un aspetto che sottolinea anche il senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin. Quello vicentino è un caso molto simile a tanti altri che si sono ripetuti da nord a sud lungo la nostra penisola. Quella vicentina in effetti non è la prima inchiesta sul rispetto della legge che disciplina le firme a sostegno delle liste che vogliono partecipare al voto. Tra i precedenti più noti, quello del Piemonte, con le elezioni regionali del 2010 dichiarate nulle dal TAR per una lista a cui era stata contestata la regolarità delle firme presentate. Oggi a Vicenza la situazione è tutt'altra. Sono coinvolte non una, ma diverse liste, sia di centrodestra che di centrosinistra. Però resta il tema della legge che disciplina la raccolta delle firme, su cui il senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin, senza entrare nel merito dell'inchiesta vicentina, invita a una riflessione. Vale la pena di riflettere sulla normativa che regola la raccolta delle firme per le elezioni, che a mio giudizio appare decisamente obsoleta. Ormai la firma digitale è assai diffusa e forse varrebbe la pena applicarla anche alle elezioni, dal momento che viene applicata, per esempio, già per raccogliere le firme per il referendum. Vediamo la Guardia di Finanza sull'altopiano di Asiago, che è intervenuta, ha scoperto dei lavoratori in nero. Sentiamo. Scoperti 2 lavoratori in nero all'interno di un noto albergo in pieno centro ad Asiago. Le Fiamme Gialle ne hanno sospeso l'attività e hanno erogato una sanzione al titolare per 5.850 euro. È l'esito dei controlli che stanno eseguendo gli uomini e le donne della Guardia di Finanza della Tenenza asiaghese, con particolare attenzione al settore ricettivo e della ristorazione, che presentano un elevato alert di rischio soprattutto nei periodi di maggiore affluenza turistica e durante le festività. I 2 irregolari sono stati identificati mentre erano intenti a prestare la propria attività lavorativa all'interno dei locali dell'albergo, che resterà chiuso sino a quando il proprietario non definirà la regolarizzazione delle loro posizioni. Servizio di Vanessa Banzato, pubblicità, state con noi. È già iniziata la corsa ai regali, andiamo a sentire come si orienteranno i bassanesi. Cosa ci sarà sotto l'albero dei bassanesi? Regali soprattutto per i nipotini e un budget che sicuramente non sarà superiore a quello del 2023, anzi qualcuno fa delle scelte addirittura controcorrente, ma la crisi si fa sentire. Niente regali. Li facciamo tutti i giorni i regali, a Natale niente regali.
Solo ai bambini più piccoli sì, ma noi adulti niente regali, i soldi si risparmiano, non si spende la 13esima per i regali. Già fatti e budget, no, non avevo un budget. Dove li ha comprati? In negozi di vicinato, online? Vicino a casa, a Mogliano Veneto. Quindi per nipotini, parenti? Per amici, per nipote e parenti stretti. Li abbiamo già preparati, aspettiamo Natale che arrivi, una cosa media, non esagerati, visto la situazione. Va bene, dai. Negozi di vicinato online? No, negozi normali, niente online. Per nipotini soprattutto? Sì, nipotini. Sì, ho già fatto tutto. Che budget? Quello che si può fare, punto, non ne dico altro. Non faccio niente. Per motivi economici? No, non ne vedo la necessità. Con i regali di Natale come siete messi? La dobbiamo ancora comprare, male. Avete già pensato una quota da spendere? Beh, ai bambini facciamo la busta con i soldi, poi un regalino e basta, solo i bambini. A noi niente, ce l'abbiamo già fatto. Il budget rispetto all'anno scorso? Più alto? Molto simile lo scorso anno. Gli acquisti dove li ha fatti? Un po' dappertutto. Negozi fisici? Negozi, sì, negozi. Pensate di spendere più o meno dell'anno scorso? Molto meno. Meno perché il tempo è quello che è, i soldi sono quelli che sono, quindi bisogna ridurre un po' le spese. Ha già pensato ai regali di Natale? È già pronta? Sì, sono pronta a non farli. Motivi economici o altre scelte? Altre scelte, sì. Sì. Li farò più avanti magari. Servizio di Mirko Cavallin, dobbiamo chiudere qui, grazie ai nostri registi Tony Esposito e Andrea Basso, ci vediamo stasera a Focus alle 21:20, grazie, buona giornata.